Cuba del comandante dei carabinieri di Scorzè, il primo caso d'Italia accertato da vaiolo delle scimmie, 12 casi confermati ad oggi dall'ULSS-3. Ecco come si contrae. Allarme droga Mestre, in via Piave in pieno giorno compare il cartello che indica l'orario di appuntamento per acquistare le sostanze. Abbiamo incontrato il pusher. Lo hanno trovato privo di vita ieri pomeriggio, accasciato su una panchina di via Milanese a Mestre, accanto al corpo una siringa, aveva 49 anni, torna all'incubo eroina in città. Viviamo in trincea, abbiamo paura, così commercianti di via Piave, mentre dai comitati cittadini arrivano le proposte contro il degrado e per questo si rivolgono al prefetto. Violentarista a Rialto, Venezia, nella notte di domenica scorsa, pugni, calci e sediate fra i tavolini del bar, le immagini shock di quei drammatici momenti, indaga la polizia locale. Venezia fa il pieno di turisti, eppure tra gli albergatori cresce la tensione per i rincari in bolletta, quadruplicati rispetto allo scorso anno per i consumi di energia elettrica. Torna come da tradizione a Venezia per la prima domenica di settembre la regata storica con il corteo che rievoca i fasti della Serenissima e le gare di Vogue alla Veneta. Edizione di Venezia, i nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito questa sera in primo piano la sanità, perché spaventa il vaiolo delle scimmie, soprattutto dopo il primo decesso di un cittadino italiano. Procedono spedite le vaccinazioni allo STRE Serenissima. Il primo decesso del cittadino italiano, il 50enne Germano Mancini, comandante dei carabinieri di Scorzè, anche se avvenuto a Cuba, accende i riflettori sul vaiolo delle scimmie, una malattia che vede aumentare di giorno in giorno il numero dei casi, nonostante si conosca dal 1970. In queste ultime ore l'ambasciata d'Italia a La Habana è in stretto contatto con le autorità del governo cubano per acquisire elementi sul tragico caso. L'autopsia ha attribuito la morte del cinquantenne a sepsi da broncopolmonite, a germe non specificato e danno multiplo di organi. Continua così a far paura l'infezione trasmessa dagli animali all'uomo. In Italia sono 714 i casi confermati, mentre sono 12 i casi nel territorio dell'ULSS-3 Serenissima. Attorno a questi casi il tracciamento ha identificato una ventina di contatti che seguiamo e che sorvegliamo nel tempo. Secondo l'ULSS-3, i casi che vengono notificati sono minori rispetto a quelli reali. A questo proposito si è espresso anche il direttore dell'OMS parlando di numeri molto alti di casi sottonotificati in quanto asintomatici, e proprio a queste categorie viene offerto e consigliato il vaccino. Vaccinare gli operatori sanitari che hanno a che fare con la manipolazione dei campioni dopo i prelievi, ma soprattutto quelli dei laboratori in buona sostanza che manipolano questi campioni, e una serie di categorie di persone che hanno una possibilità di contatti stretti e di promiscuità elevata e ripetuta. Il vaccino contro il vaiolo è stato abolito in Italia dal 1980 e sembra che uno dei motivi per il quale sia riemersa questa malattia sia dovuto al fatto che la popolazione coperta sia soltanto il 30% contro l'80% degli anni 70, nonostante l'infezione attuale sia una sottocategoria del vaiolo umano. Questi giorni stiamo offrendo attivamente, e devo dire con un ritorno importante. Anche stamattina abbiamo vaccinato quasi 20 persone e c'è lista d'attesa, ci sono richieste. Quindi chi è che si sta vaccinando maggiormente? Per lo più oltre a quarantenni, oltre a cinquantenni. Fortunatamente i casi seguiti nell'ULSS-3 Serenissima sono stati curati a livello ambulatoriale e sono tutti guariti in quanto la sintomatologia è meno aggressiva rispetto al vaiolo umano. L'indagine epidemiologica, il tracciamento, ma soprattutto la vaccinazione sono gli strumenti cardini per fare prevenzione. Cambiamo ora pagina e torniamo a parlare del degrado nella città di Mestre, appuntamento in pieno giorno di una nostra troupe con uno spacciatore in città. Pusher aria dalle 19:30 alle 24, chiama. Questa è la traduzione dall'inglese dell'inequivocabile cartello. Compare, manco a dirlo, in via Piave, giusto all'angolo con via Felisatti, strada che dalla stazione dei treni precede via Buccari. E noi lo spacciatore lo abbiamo incontrato oggi all'ora di pranzo intorno alle 13:30. Eccolo.
e un ragazzo giovane, anche sorridente, staziona fisso qui dove campeggia l'avviso in questione. Parliamo in inglese, ci dice che se vogliamo qualcosa, hashish, cocaina o marijuana, ci dobbiamo rivolgere al tunisino che lo precede pochi metri più in là, verso i giardinetti. Ma finisce qui, con telecamera e microfono diamo troppo nell'occhio, insomma di noi non ci si fida. Vero è che reperire droga e di qualunque genere pare essere facile come andare a fare la spesa al supermercato. Tra la repressione del fenomeno e il recupero delle persone tossicodipendenti, la proposta delle associazioni cittadine parte con la rinnovata e accorata richiesta al prefetto Zappalorto di prendere parte, cioè al tavolo con le forze dell'ordine, in uno dei prossimi vertici sulla sicurezza, al fine di riunire in una sorta di coordinamento di comitati quelli attualmente presenti in città. Così l'attivista boato della neoassociazione Adesso. Dobbiamo con le forze dell'ordine, abbiamo visto vigili intelligenti, abbiamo visto poliziotti intelligenti, quindi non c'è nessuna acredine, bisogna mettersi assieme per ragionare sulle priorità e le cose da fare. L'obiettivo, far riconquistare la città dalle famiglie e dai bambini. C'è anche le ragazze giovani che erano terrorizzate, questo si può fare anche qui, ma ci vuole molta energia e molta sinergia, cioè collaborazione. Ridare voce e spazio vitale ai residenti, così anche l'occhio attento e vigile di chi si prodiga da tempo per il bene della città. Io saranno 2 anni che ho aperto la pagina Facebook e robe del quartiere Piave proprio per dare ascolto ai cittadini e pubblicare le cose che accadono su questa piazza. Io ho sempre portato le forze dell'ordine, difatti ho pubblicato parecchie fotografie e filmati dove compaiono le forze dell'ordine. Viviamo nel terrore e in trincea, queste le parole dei commercianti di Via Piave a Mestre. Com'è la situazione qui in Via Piave per voi commercianti? Un disastro. Io se penso a questo inverno quando arriverà il buio presto ho paura. Abbiamo paura a star qua fino a tardi, abbiamo paura veramente. È uno squallore unico. È uno squallore unico questo quartiere. Non c'è niente da fare, nessuno vuole fare nulla. Punto. Rubato, sì, è sempre rubato. Qualche giorno questa bracelet, qualche questa sunglass, questa vestiti, sempre. Ogni tanto non c'è tanti clienti, non c'è gente, dopo una signora vecchio porta subito a spaccare cellulare, portafoglio, sempre qua, sempre via. Abbiamo paura veramente. Pensate di chiudere prima con l'orario invernale? Pensava di chiudere prima come orario invernale perché già dalle 4 loro sono postati qua davanti, sono qua da noi. Ormai da negozio storico siamo passati a dove è zona di appuntamento. E nuova morte sospetta a Mestre per overdose, torna l'incubo eroina in città. Lo hanno trovato privo di vita ieri pomeriggio, accasciato su una panchina in via Milanese a Mestre. Accanto al corpo una siringa. Aveva 49 anni, è morto per una sospetta overdose da eroina. A fine maggio, come lui a terra in un parcheggio abbandonato di via Dante, laterale di via Piave, era stato trovato un padovano di 50 anni, anche lì una siringa. E dall'inizio dell'anno a Mestre, tra le morti per overdose, non sono mancate quelle di persone più giovani, dal 38enne Danone Veneto, morto in un hotel di via Camarcello, vicino al parcheggio comunale usato dai tossicodipendenti per farsi, fino al 24enne di Pordenone, trovato esanime in un albergo sempre di via Dante, dove da tempo comitati, cittadini, residenti e commercianti segnalano con il degrado e lo spaccio il disagio in cui si vive e lavora tra criminalità, tossicodipendenti e malavita. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Venezia, violenta rissa a Rialto nella notte di domenica.
È bastato pochissimo per far scoppiare una rissa furiosa tra i ragazzi nella zona di Rialto in Campovienna. Pare tutti veneziani che si sono picchiati a mani nude e anche con l'uso di sedie in mezzo ai tavolini dei locali della movida notturna. Ora la polizia locale sta indagando per arrivare all'identificazione dei responsabili. Sembra si tratti di una decina di persone, come riferito dal comandante Marco Agostini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i gruppi coinvolti nell'episodio violento si sarebbero insultati per poi scatenare una vera e propria guerriglia, complice probabilmente l'abuso di alcolici. E ancora allarme borseggiatori a Venezia, ieri è sventato un furto, il turista immortala i malviventi. Sventato il furto dalla stessa vittima che ha anche immortalato i malviventi. È successo ieri sul ponte di Rialto, si spacciavano per una coppia di turisti qualsiasi, lei con una grande borsa per coprire i movimenti delle mani, lui bermuda, cappellino e marsupio a tracolla, impegnato a spingere il turista di turno. Così nella folla turisti ignari vengono spinti e tra un selfie e l'altro derubati di portafogli e non soltanto. Una piaga che sembra non avere tregua in tutta Venezia, troppe volte tra la folla in attesa sui pontili ACTV, soprattutto Piazzale Roma, dove qualche giorno fa un altro turista ha sventato un furto ai danni di una coppia di americani. I ladri sono stati successivamente fermati dalla polizia locale. Si tratta per la maggior parte di ladri scaltri e veloci, interessati a denaro contante, che guadagnano la libertà molto presto, in quanto sono pochi gli arresti e i processi per direttissima. È lungo l'elenco di oggetti ritrovati pubblicati online ogni mese dal comune, moltissimi portafogli con documenti ma senza denaro, abbandonati per strada o su pontili ACTV. Apriamo ora la pagina del turismo, ve l'abbiamo raccontato, Venezia presa d'assalto dai turisti italiani e stranieri quest'estate, albergatori contenti per i fatturati ottenuti ma preoccupati per l'aumento dei costi. È esploso il turismo. Estate 2022 bollente non solo per le alte temperature ma anche per gli elevati tassi di occupazione delle strutture alberghiere a Venezia, che riportano ai dati degli anni d'oro pre-pandemia del 2017-2018. Così la città lagunare diventa una fra le mete predilette di turisti stranieri e italiani. Adesso noi aspettiamo con grande ansia la Festival del Cinema, perché dall'inizio del Festival del Cinema che poi riparte l'altissima stagione a Venezia. I tassi di occupazione previsti per settembre sono assolutamente positivi. C'è un'unica ombra e devo segnalarla con grande preoccupazione: l'aumento dei costi. Costi delle bollette aumentati più del doppio, si rischia da settembre il disastro economico e occupazionale. Così il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori aggiunge che la categoria sarà costretta a iniziative anche clamorose se non ci saranno interventi immediati. Proprio vengo stamattina dalla lettura di un confronto in un albergo di una bolletta elettrica, 4.000 euro l'anno scorso, 14.000 quest'anno, e parliamo solo di una bolletta bimestrale. Sono degli aumenti che non sono giustificati, a mio modo di vedere, dagli aumenti sui mercati internazionali del prodotto petrolifero. Però detto questo, evidentemente la cosa che deve fare il governo è un intervento forte per abbassare i costi per le imprese. Spaventosi aumenti addirittura del 300 e 500%, preoccupa così l'autunno. Aumentano i costi un po' di tutto, perché poi questo aumento dell'energia crea anche inflazione e quindi è evidente che un po' tutti aumentano i loro prezzi. Altra grande preoccupazione è il ritorno della pandemia. Non ci siamo liberati, viviamo un momento di tranquillità, ma non ci siamo liberati di questa pandemia che, essendo un'influenza, avrà il suo momento principale nei mesi autunnali invernali. Ecco, io spero che non vi siano ulteriori provvedimenti di chiusura, perché questo significherebbe veramente il crollo per il settore turistico veneziano. Rimaniamo sul grande tema dell'energia. Ieri sera a Ring l'intervento dell'onorevole Sara Moretto, candidata di Italia Viva. Per troppo tempo abbiamo pagato e stiamo ancora pagando un'ambiguità, un'incertezza e dei no ideologici sui temi energetici. Oggi il nostro Paese ha bisogno dei sì chiari e delle scelte determinate. E penso a questo, rispetto alla domanda che lei mi faceva, non si può mettere in campo e pianificare un'infrastruttura anche energetica e poi come si incomincia a eseguirla incominciano i no, le proteste e questo non si fa e questo non va bene, tutto si blocca, perché ogni
occasione, ogni tempo perso su questi temi significa costi in più ai cittadini. Oggi paghiamo il fatto che non abbiamo fatto impianti di produzione energetica, oggi paghiamo il fatto che abbiamo interrotto le estrazioni del gas nel nostro mare, oggi paghiamo tutte quelle scelte, quei no e quei rinvii del passato. Mi sembra che in entrambe le coalizioni si sia scelto che ci sia autonomia programmatica, no? Che quindi ognuno va lì, stiamo insieme per le elezioni, ma poi in realtà in Parlamento nel centro-sinistra ci sarà chi dice sì ai rigassificatori e chi no, e nel centrodestra idem, perché mi pare che a Piombino a protestare ci fosse anche Fratelli d'Italia e altri. Per cui io credo che io credo che i cittadini abbiano bisogno di chiarezza anche su questo. Noi abbiamo una lista unica e un programma unico che, come diceva lei, sono 60 pagine ma sono anche 20 punti molto chiari, e sui temi energetici abbiamo delle posizioni nette. Noi dobbiamo necessariamente fare un'azione innanzitutto europea su questo tema, perché non possiamo pensare di risolvercelo da solo, quando i mercati del gas soprattutto sono mercati che vanno al di fuori dei nostri confini. Dobbiamo sostenere la produzione delle energie rinnovabili, ma non farlo ideologicamente e poi, come faceva il Movimento 5 Stelle, dire sì, più green, più rinnovabile, però poi non all'eolico, no alla geotermia, no a niente. Cioè dobbiamo essere chiari: se vogliamo essere più indipendenti da un punto di vista energetico dobbiamo dire dei sì alle infrastrutture, sì anche ai rigassificatori che il governo Draghi ha in maniera, credo, seria e responsabile procurato per il nostro Paese. E non si placano le proteste, le polemiche dei territori sulla scelta dei candidati nelle liste. Nel mirino c'è sempre la legge elettorale e sempre ring. Ieri sera le parole del candidato di Unione Popolare Gianluca Schiavone. Vanno avanti a prenderci in giro da 30 anni. Il maggioritario in Italia, sotto varie forme, ha moltiplicato i partiti. Il sistema elettorale naturale in una situazione complessa come quella italiana è un sistema elettorale proporzionale. Per capirci, tot voti, tot rappresentanti. E quando si nasconde questo dato di realtà, che vale anche per un'assemblea di condominio, tanto hai e tanto vali, invece si inventano costruzioni assurde, invenzioni che, se volete, entriamo nel dettaglio, ma che nei fatti impediscono ai cittadini di esprimere la loro indicazione politica, quindi il partito, e la loro indicazione sulla persona. La legge elettorale ce l'abbiamo così per due persone. Uno si chiama Enrico Letta e uno si chiama Giorgia Meloni. Alla festa nazionale del partito di Giorgia Meloni a Treiu, tutte le altre forze politiche in Parlamento erano disponibili a cambiare e andare verso il proporzionale. Vale per Italia Viva, vale per il PD, l'allora segretario di prima Zingaretti. Arrivano Giorgia Meloni e Letta, e alla festa del partito di Giorgia Meloni dicono: la legge elettorale non si tocca, perché vale il discorso che ha fatto il nostro rappresentante del PD, cioè si preferisce il maggioritario, perché è vero che c'è un riparto proporzionale, ma il voto sul maggioritario prevale, perché è quello che ti fa scegliere poi il resto. Non c'è come nel sindaco, che io posso votare il sindaco di destra Schiesaro e il consigliere di sinistra Schiavone o viceversa. No, la scelta che fai sul maggioritario, quindi su un gioco truccato, consegue alla scelta che fai rispetto al tuo partito. Questa legge elettorale non è cambiata perché i due principali partiti, i gemelli siamesi dell'atlantismo, l'hanno voluta così, perché tutti gli altri erano disponibili a cambiarla. E come da tradizione a Venezia torna per la prima domenica di settembre la regata storica. Tra storia, sport e tradizione torna la regata storica lungo le rive del Canal Grande a Venezia, con il corteo e le gare di domenica 4 settembre a partire dalle 16. Le gare precedute come sempre dal celebre corteo storico che rievoca l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del re di Cipro. Una sfilata di decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche con gondolieri in costume che trasportano il doge, la dogaressa e tutte le più alte cariche della magistratura veneziana nella ricostruzione della gloriosa Repubblica della Serenissima.
Nella giornata di domenica in particolare sarà in vigore un'ordinanza comunale per garantire la sicurezza nella circolazione. La polizia locale, cioè, potrà dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici o vietando l'accesso a determinate zone. In particolare potrebbe essere bloccato l'accesso alle scalinate laterali del ponte di Rialto, così come il transito sul ponte dell'Accademia. E con la regata storica finisce questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo ora le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Buonasera. Benvenuti al Meteo. Previsioni per giovedì 25 agosto. Sul Veneto cielo prevalentemente sereno. In montagna saranno possibili locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi in serata. Temperature minime tra i 20 e i 22 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza sereno o localmente poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci temporali sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime tra i 19 e i 20 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo soleggiato nella prima parte della giornata, con possibili annuvolamenti dal pomeriggio. Non sono esclusi locali rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime comprese tra i 31 e i 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.